Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati a Storytime, il luogo dove tutte le storie prendono voce e prendono vita. Io sono Antonio Panareo, direttamente dagli studi di Padova per Radio Canale Italia, in compagnia di Paolo Perbellini, il titolare della Immobiliare Da Vinci, che si trova a Vigonovo. Ci racconterà della sua esperienza lavorativa, ma cercheremo di conoscere Paolo anche dal punto di vista personale, oltre che professionale. Prima di iniziare, però, vi ricordo le pagine social di Storytime, partendo da Instagram con Storytime_ufficiale, Storytime Official invece per quanto riguarda la pagina di Facebook. Siamo quindi pronti per iniziare. Diamo il benvenuto a Paolo. Ciao! Ciao! Grazie di essere qui e di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, è un piacere venire qua, insomma, a partecipare. Bene, sono contento e mi auguro che sarà una bella esperienza, questo battesimo radiofonico, diciamo, chiamiamolo così. Allora, raccontami un po' intanto chi è Paolo, la sua storia, il suo percorso e quando poi ha incontrato questo mondo dell'immobiliare, che è un mondo molto affascinante e anche molto complesso, però. Sì, diciamo che il mio approccio all'immobiliare è partito da giovanissimo, nel senso che ho iniziato il 18 ottobre del 93, veramente 30 anni fa. E in un gruppo grande, nel gruppo Tecnocasa. Certo. Che 30 anni fa aveva avuto un boom incredibile, molto... sì. Cioè, diciamo che è stata una grandissima esperienza di vita, perché certo. io per 20 anni sono stato in Tecnocasa, quindi è stata proprio un crescere insieme. Certo. E niente, io ho iniziato a Verona nel gruppo Tecnocasa nel 93, ho fatto circa 3 anni a Verona e poi, diciamo, con la conoscenza un po' personale, di amicizia così, abbiamo aperto in provincia di Padova delle agenzie col gruppo Tecnocasa. Poi, diciamo, nel corso degli anni, soprattutto nel 2010-2011, complice un po' la crisi economica, certo, e ho chiuso e venduto delle agenzie, mi sono messo tra virgolette in proprio, certo, e poi nel 2013 è nata Da Vinci Immobiliare, che è la mia agenzia. Bene, quindi una storia che si è proiettata in cambiamenti sia di zona ma anche cambiamenti, perché un conto è essere agente, un conto è essere anche responsabile, no, di andare a fare le aperture, un conto è essere titolare di te stesso. Sì, diciamo che è stato un bel passaggio, nel senso che per 20 anni ho, diciamo, spinto tantissimo persone, altre, diciamo, persone che lavoravano con me, soci, certo, che erano responsabili e sono diventati soci. Diciamo che nel gruppo mio fino al 2010-2011 eravamo circa 38-40 persone, con 7 agenzie. Dopo un po' la crisi, un po' io stesso che avevo perso il contatto con il cliente diretto, essendo io una persona che faccio fatica a fare il cacciatore di teste, perché poi quando fai il responsabile di un gruppo grande diventi un po' l'amministratore delegato e devi tagliare le teste, no? Io non mi sentivo portato a questo, mi sentivo più adatto al contatto diretto e alla vendita proprio porta a porta, o comunque col cliente. Sì, la vendita diretta, perché mi dava più soddisfazione. Allora sono tornato all'antico e mi trovo bene, nel senso che è il mio lavoro, me lo sento un vestito addosso, bravo. Mi sento addosso e mi piace tanto la relazione umana, perché poi il cliente, se è portato a un certo livello, poi diventa anche un amico. È vero. E una domanda che ti volevo fare legata al tuo lavoro, che come dicevo prima è un lavoro che tutti conosciamo ovviamente, ma al tempo stesso vive secondo me di un cliché ormai retrodatato, ormai un po' antico, no? Perché dietro all'agente immobiliare c'è non solamente la consulenza, non c'è solamente la compravendita, c'è anche tutto quello che riguarda tante normative, la parte procedurale, burocratica. Perché una persona oggi come oggi è meglio, o comunque ha molto più senso, e ve
lo posso assicurare perché ho appena cambiato casa, quindi so di quello di cui parlo. Di affidarsi a un professionista che sia anche radicato bene nel territorio, che lo conosca bene, anziché fare la soluzione, fra virgolette, fai da te o dottor Google, come la chiamo io, che non è sbagliata di per sé, ma che poi ti mette nell'obbligatorietà di cavartela da solo in tante cose. Io sinceramente nel corso degli anni ho visto che la compravendita è diventata sempre più complicata, nel senso che se non c'è una persona esperta, capace, che che sa come muoversi, è sempre più difficile, perché nel corso degli anni sono aumentati gli adempimenti, il discorso, per esempio il certificato energetico, essere attento anche a quella che è la documentazione dell'immobile, perché per esempio l'urbanistica, il catasto deve essere comunque controllato da un professionista esperto che se ne intende. Concordo. Perché a volte nella trattativa diretta tra privato e privato uno pensa di risparmiare, invece in realtà dopo le paghi dopo. Hai ragione, le paghi dopo le cose, è vero. Senti, qual è c'è stata non solo una compravendita, una transizione o un cliente che ti è rimasto particolarmente nel cuore, non diciamo i nomi ovviamente, ma perché c'era una situazione particolare o è stata particolarmente complessa? C'è qualcuno che ricordi con più affetto? Diciamo che ce ne sono 3 in realtà vendite. Bene. Nel corso degli anni ho avuto veramente delle situazioni, perché poi soprattutto quando si è in Tecnocasa o liberi professionisti, comunque il profitto è legato alle vendite, quindi più vendite fai e più casistiche vedi. Sì, ci sono state, diciamo che, delle vendite molto complicate, soprattutto nel caso in cui, diciamo, ci sono più vendite collegate insieme, perché se ci sono 3 vendite collegate insieme e ipoteticamente la prima salta perché magari non gli danno il mutuo, è un effetto catena che ti dimentichi. Lì chiaramente chi ne fa le conseguenze è sicuramente l'agente immobiliare, perché poi dicono: ascolta, com'è che facciamo a risolvere questa cosa? E allora vengono da te e cerchi, insomma. Io fortunatamente, essendo molto esperto, so come muovermi e so come da chi andare, cioè magari perché essendo nel settore da tanto tempo sai dove spingere sul promotore finanziario molto preparato, perché a volte c'è la tendenza a dire di sì a tutti, invece in realtà il bravo promotore e il bravo agente non è quello che dice sì a tutti, ma è quello che sa, diciamo, come piantare i paletti e attaccare i limiti, diciamo. Assolutamente, hai perfettamente ragione. Come senti, già la base ci ricorda che il tempo radiofonico è tremendamente crudele. Uno si gira e dice: ma 10 minuti sono già passati, praticamente sì. Volevo chiederti intanto qual è la tua prossima sfida e il tuo prossimo obiettivo. Adesso sto praticamente pianificando il cambio dell'ufficio, nel senso che sto acquistando un ufficio vicino all'ufficio storico diciamo dove sono presente da 16 anni, però è molto vicino a dove sono adesso, sempre a Vigonovo. Bene. Mi sposterò, diciamo, di un po' 500 metri, insomma. Quindi rimani in zona. E poi diciamo che come pianificazione il progetto è comunque di espandere, diventare un punto di riferimento sempre più importante all'interno della mia zona di competenza. Bene. E invece, se dovessi dare un consiglio lampo, flash, a un ragazzo o una ragazza che vuole iniziare questo lavoro, cosa gli consiglieresti? Di approcciarsi per le competenze, non tanto per i soldi, perché, diciamo, per me è stato un bel approccio, perché all'inizio sono entrato non per i soldi ma per il lavoro di per sé, perché si sviluppa a livello di conoscenza, di relazioni umane, così. E poi per una persona che gli piace stare a contatto con le persone è anche gratificante questa cosa qua. Assolutamente. Il sito web dove potete trovare maggiori informazioni è davinciimmobiliare.it, correggimi se sbaglio. www.davinciimmobiliare.it. Certo. Dall'altra parte
trovate, troviamo Da Vinci Immobiliare su YouTube per Bellini Paolo e Da Vinci Immobiliare tutto unito per quanto riguarda Instagram, così sempre con nome e cognome Paolo Perbellini su LinkedIn e Facebook anche. Sì. Grazie mille Paolo per essere stato con noi, mi ha fatto molto piacere chiacchierare con te, si vede e si percepisce il tuo entusiasmo su questo lavoro e mantienilo sempre perché è una cosa fondamentale non solo nella vita lavorativa, professionale, ma proprio svegliarsi la mattina e sapere che stai andando a fare il lavoro che ti piace, che ti esalta. Grazie a voi, è stato un piacere partecipare, mi sento a casa. Bene, diciamo. sono contento, ma torno a trovarci. Grazie, alla prossima. Grazie. Storytime, Evoluzione Radio.